Ale dal marzo dal 2022, Calnassa Udin, in vie Hermes di Coloret, il for de cooperative di comunità DES, Friul di Miec. La filiera pan e farine dal Friul di Miec, che dentro di sé è al progetto dal for e ha origine dal 2014, grazie al lavoro di 4 amministrazioni, Meret, Flaiban, Sedean e Basilian, metudis d'ogni per far cominciare iniziative per il sviluppo locale attraverso un coinvolgimento attivo dai cittadini. Di queste collaborazioni si è così sviluppato il progetto di una filiera corta per produzione di farina e pan, dove che, oltre alle questioni produttive, sono stati curati anche quelle comunitarie e sociali, grazie all'attivazione di relazioni entre i produttori, i trasformatori e i cittadini consumatori. Dal 2018, il progetto di filiere si è insiorato di un nuovo tassello relativo alle masanadure dal formento, con l'inaugurazione in tal comune di Listize, a Dialarian, dal mulin a piere de aziende agricole Friul Bios. Col PAN dal DES aveva un rapporto di collaborazione che è nato subito, perché loro hanno sposato la nostra filosofia di coltivazione, di salvaguardia del territorio e non la loro. E quindi hanno un servizio logistico di stoccaggio e molidura dei loro prodotti. Il lavoro viene fatto con mulins con caratteristiche suonevore particolari. Che i mulini qui hanno la caratteristica di serie dei mulini a piere, in piere naturale e quindi come ne volte, però con la caratteristica di funzionare con energie anche da fonte rinnovabile e quindi dotati di motori con risparmio energetico, dotati di inverter, quindi ci permettono di variare i giri, di regolaio, quindi sviluppare basse temperature, mantenere gli oligoelementi e il germe di grano, le proprietà nutritive della farina. Il completamento delle filiere si va mettendo ogni voi col progetto dal for di comunità Pan dal Des. È l'ultimo tassello che dà forza non solo economiche, ma anche sociale a questo processo, facendo in maniera di sierare il giro di produzione col pan e i derivati de farine. L'idea di completare la filiera con le gestioni dirette di un for è nata fin dal 2020, quando il for Dubini in via Hermes di Coloret dal 1963 al siere per pensionamento dai parons. Il New For, gestito di Marco Catuzzo, oltre alle continuazioni di attività dal for di prime, con le vendite dal prodotto e il fornimento di qualche negozio de zone, è ormai un punto di riferimento per cui la voglia di comprare pan di qualità, prodotto dentro di una filiere corte e solidari.